Ho detto con mio padre, forse in caso tardi, ma tu non preoccuparti. Così sono tornato a casa come un topo, però 10 anni dopo. Dapprima il genitore non era contento del mio comportamento, ma avevo una cravatta e allora l'ho mostrata pendente sotto al mento. L'ha guardata soddisfatto e poi mi ha salutato e quindi mi ha abbracciato. Finito di cenare mi ha chiesto noncurante perché del mio ritardo. Gli ho detto che ero stato in giro in tanti posti, tramonti, valli e boschi. Mi ha chiesto di descrivere per lui che le ha sognate le terre visitate. Ho cantato le montagne, l'oceano infinito, il cielo sconfinato. Ho parlato della fame antica dell'Oriente, del vizio in Occidente. Ho accusato e maledetto gli ebrei, gli americani di vile genocidio. Le epidemie dei negri trattati come i cani, l'angoscia degli indiani. Ho pianto disperato l'antica Palestina ridotta ad un macello. Il razzismo clericale vestito di menzogna, coperto di vergogna. Il sadismo della legge che abusa di potenza e vive di violenza. Ho pianto per il Vietnam, teatro del confronto assurdo dei potenti. Mio padre si nutriva soltanto di giornali e di televisione. Così per quanto detto non sono mai riuscito a toccargli la ragione. Mi ha dato del bugiardo, poi duro mi ha guardato e quasi mi ha picchiato. E poi per non sentire nemmeno una parola all'esercito ha chiamato. Ed i carabinieri non vollero esulare la loro competenza. Dissero che ero anarchico e andavo a bombardare i tralicci della luce, che andavo per il mondo in modo improduttivo ed ero dispersivo. Così mi hanno mandato a farmi analizzare al manicomio criminale. Aspetto la mia sorte e intanto sto scrutando curioso i loro visi. Forse mi impiccheranno, però non è sicuro, perché sono indecisi. Gli ebrei son per bruciarmi 66 milioni di volte per nazismo. E per gli americani è meglio assai cassarmi per sporco comunismo. I preti mi hanno detto che vogliono inchiodarmi appeso ad una croce. E i figli del benessere vorrebbero strozzarmi per togliermi la voce. I ricchi per sfruttarmi mi vogliono trasformare in chimico concime. E invece gli avvocati mi vogliono impiccare finché giunga la fine. Se indosso il paraocchi mio padre mi ha giurato, mostrandomi una carta, posso tornare a casa insieme alla mia mamma a vedere la TV.